Genesi, capitolo 22, dal versetto 5. Allora Abramo disse ai suoi servi: rimanete qui con l'asino. Io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi ritorneremo da voi. Così Abramo prese la legna per l'olocausto e lo caricò su Isacco suo figlio. Poi prese in mano il fuoco e il coltello e si incamminarono tutti e due insieme. Isacco parlò a suo padre Abramo e disse: Padre mio. E Abramo rispose: ecco figlio mio. E Isacco disse: ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: figlio mio, Dio provvederà egli stesso l'agnello per l'olocausto. E proseguirono tutti e due insieme. Così giunsero al luogo che Dio gli aveva indicato, e là Abramo edificò l'altare e vi accomodò la legna. Poi legò Isacco suo figlio e lo depose sull'altare sopra la legna. Abramo quindi stese la mano e prese il coltello per uccidere suo figlio. Ma l'angelo dell'Eterno lo chiamò dal cielo e disse: Abramo, Abramo. Egli rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la tua mano contro il ragazzo e non fargli alcun male. Ora infatti so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo figlio. Allora Abramo alzò gli occhi e guardò, ed ecco dietro di lui un montone, preso per le corna in un cespuglio. Così Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece di suo figlio. E Abramo chiamò quel luogo Geova Jer. Per questo si dice fino ad oggi: al monte dell'Eterno sarà provveduto. L'angelo dell'Eterno chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e gli disse: io giuro per me stesso, dice l'Eterno, poiché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, l'unico tuo figlio, io certo ti benedirò grandemente e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. E la tua discendenza possederà la porta dei suoi nemici. Amen. È lunga, ma tranquilli che a noi interessano 2 o 3 versetti. Era tanto per inserire il tutto nel suo contesto. Quindi, versetto 5. Allora Abramo disse ai suoi servi: rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù e adoreremo. Poi ritorneremo a voi. Abramo rappresenta il padre della fede. Va bene? Perché ha avuto tanta fede. Ma in realtà questa parola ci dice anche: non stendere la tua mano, no, allora non stendere la tua mano contro le ragazze, non fargli alcun male. Ora so che tu temi Dio. Quindi la fede è associata al temere Dio. Quando noi temiamo Dio vuol dire che noi abbiamo fede in Dio. Infatti Abramo, fin dal primo versetto che abbiamo letto, il 5, dice ai servi che lui e il ragazzo andranno ad adorare e ritorneranno. Ok? Cioè, lui va, ma dice qualcosa che nella realtà non doveva succedere. Ma lui ha detto una bugia? No, ha parlato con fede. Questa rappresenta la fede di Abramo. Nello stesso tempo Abramo ha fatto quello che Dio voleva, dimostrando a Dio che lo temeva. È vero che poi noi leggiamo nel Nuovo Testamento che Abramo pensava che lo avrebbe riavuto come se risuscitasse, come se fosse tornato di nuovo in vita, ma questo Abramo non lo sapeva, era qualcosa che lui pensava, ma una cosa sapeva, che sarebbe ritornato col figlio. La cosa più preziosa che aveva la stava mettendo nelle mani di Dio. E questo ci deve far pensare e riflettere molto, perché quando noi prendiamo quello che più teniamo nella vita e lo mettiamo sull'altare per sacrificarlo a Dio, in realtà non lo stiamo sacrificando, lo stiamo guadagnando, centuplicando nella nostra vita, ed sarà un guadagno nella nostra vita. Quindi Abramo ha preso la cosa più preziosa che aveva nella sua vita e la stava dando a Dio, convinto che Dio comunque in un modo o nell'altro avrebbe risolto la situazione. All'ultimo momento gli appare l'angelo e gli dice: non stendere la tua mano sul ragazzo. Quindi non avere paura di mettere sull'altare quello che è più prezioso nella tua vita, perché in realtà tu stai facendo qualcosa nei luoghi celesti che sconvolgerà la tua vita, ma la sconvolgerà in maniera positiva e aprirà il cielo. L'atto di Abramo ha fatto sì che il cielo si aprisse e scendesse l'angelo dell'Eterno a parlare con Abramo. Se Abramo avesse disubbidito, la sua discendenza ci sarebbe stata, ma la sua fede no. La sua discendenza sarebbe andata avanti, ma il suo timore non ci sarebbe stato.
non ci sarebbe stata rivelazione nella sua vita, perché la rivelazione si ha nell'ubbidienza, nel timore di Dio e nella fede. La rivelazione è venuta attraverso quell'angelo, che noi sappiamo essere Gesù. Gli è apparso Gesù. Quindi oggi parleremo di come si aprono le brecce nel cielo e di quale brecce dobbiamo aprire e di quale brecce dobbiamo chiudere. Amen? Dì alla persona accanto a te, apri le brecce del cielo. Amen. Allora Abramo rispose: figlio mio, Dio provvederà egli stesso l'agnello dell'olocausto. Anche qua si vede che Abramo, parlando a suo figlio, dice: non ti preoccupare, Dio provvede. Anche qui si vede che lui sa con certezza che Dio non verrà meno alla sua promessa, perché comunque su Isacco già c'era una promessa. Non è che l'angelo dell'Eterno ha fatto una promessa nuova, l'aveva già fatta la promessa a Dio su Isacco. Amen. Abramo quindi stese la mano, prese il coltello per uccidere suo figlio, ma l'angelo dell'Eterno lo chiamò dal cielo e disse: Abramo, Abramo. Egli rispose: eccomi. Quindi la fede non è solo credere. Io posso credere con tutto il cuore e avere fede, ma la fede ha qualcosa che va al di là, che la fede si manifesta anche col dare con tutto il cuore, o darsi con tutto il cuore. Se io credo solamente che Dio esiste, lo credono in tanti. Anche il diavolo crede che Dio esiste. Anzi, se mettiamo questo tipo di fede su una bilancia, noi tutti messi insieme non supereremo quanto il diavolo crede in Dio. Ma è quanto noi diamo a Dio che si manifesta la nostra fede. La fede di Abramo si è manifestata dando tutto quello che aveva, che non era la sua vita, era la vita di suo figlio. Perché tanti di noi come genitori, i genitori di solito che dicono: io per mio figlio darei la vita, do la vita, gloria a Dio, perché il figlio è più importante di se stessi. È brutto quando un figlio muore prima dei genitori. Non è naturale. E quindi un padre che deve sacrificare il figlio non è naturale. È una fede veramente messa in azione, ma è la fede messa in azione nel dare quello che è più prezioso, che apre i cieli, che fa scendere lo Spirito Santo nella nostra vita e che fa scendere Gesù nella nostra vita e si manifesta con potenza. Quindi, offrendo ciò che teneva di più, ha permesso di ottenere non soltanto un figlio sul momento, ma una discendenza molto più numerosa di quello che lui pensava e sperava. Nei luoghi celesti ci sono 3 tipi di brecce. E ci sono quelle che apre direttamente Dio, poi ci sono quelle che apriamo noi con la nostra fede e ci sono brecce che noi apriamo quando non abbiamo fede. Ok? Quindi quelle che apre Dio direttamente, quelle che apriamo noi con la fede e quelle che apriamo noi senza fede. Il diavolo può aprire brecce? No, il diavolo solamente può approfittare delle brecce aperte, ma non ne può aprire brecce. Se il diavolo trova una breccia aperta è perché noi l'abbiamo aperta o noi l'abbiamo chiusa e quindi il diavolo non può entrare. Ora non vi confondete, perché ci sono brecce positive, quelle che vengono da Dio e quelle che vengono dalla nostra fede, e ci sono brecce negative che vengono dal diavolo, quelle noi dobbiamo imparare a chiuderle per non permettere al diavolo di rubarci quello che invece è sceso dal cielo. Amen. Ezechiele 22,30. Io ho cercato fra loro un uomo che costruisse un muro e stesse sulla breccia davanti a me in favore del paese, poiché io non lo distruggessi, ma non l'ho trovato. Perciò io riverserò su di loro la mia indignazione, li consumerò col fuoco della mia ira e farò ricadere sul loro capo la loro condotta, dice il Signore l'Eterno. Quindi questa breccia è l'esempio perfetto di una breccia senza fede. Dio cerca noi per costruire mura e per chiudere brecce, perché uno solo di noi può salvare un'intera città, perché qua sta parlando delle mura di una città, mica sta parlando delle mura del villaggio di Zichichi, va bene? Sta parlando delle mura
delle città che Dio ci ha dato in possesso e che le nostre preghiere possono difendere. Dio cerca un uomo per alzare mura e per chiudere brecce, e quell'uomo sei tu. Quindi tu hai la capacità di impedire al nemico, ma anche di impedire all'ira di Dio di manifestarsi. Quindi tu puoi chiudere le brecce, della persona accanto a te, tu puoi chiudere le brecce. Amen. Tu puoi chiudere le brecce. Dio cerca solamente chi è disposto a fare questo. Quindi, perché, riassumendo un pochino la storia di Ezechiele, il popolo era caduto nell'idolatria e quando adorava Dio lo adorava a modo suo. Quindi quest'uomo era chiamato a proclamare Dio. Questo vuol dire alzare le mura e chiudere le brecce, riportare l'ordine nel culto, riportare l'ordine nella fede, riportare l'ordine nelle cose di Dio. Salmo 106, versetto 23. Perciò egli parlò di sterminarli, ma Mosè, suo eletto, si presentò sulla breccia davanti a lui per impedire l'ira sua di distruggerli. Come potete vedere, Mosè era uno di questi. Si mise davanti a questa breccia perché il popolo aveva creato una breccia, ve lo andate a leggere, erano ribelli, disonesti, erano andati contro Dio, si lamentavano contro Mosè e compagnia bella e loro avevano creato una breccia, perché la ribellione crea una breccia, mentre l'ubbidienza crea brecce celesti e fa scendere le cose celesti, le ribellioni creano brecce nella nostra vita e distruggono il nostro essere. Grazie a Dio ci può essere qualcuno in mezzo a noi che si alza davanti al Signore per intercedere per noi e noi abbiamo risparmiata l'ira del Signore. Ma non scordiamoci che questo uomo intanto è Gesù. Gesù intercede per noi sempre 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e meno male che c'è Lui. Quando in questi giorni mi è capitato di leggere su internet un tizio che ha sparato 2 versetti così a caso, infatti manco ha messo i riferimenti, ha preso un versetto dall'Antico Testamento dove c'era scritto che Dio ordinava di distruggere uomini, donne, bambini, animali e via dicendo, e poi ha preso un versetto del Nuovo Testamento dove c'era scritto che Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico genito, no, non era questo versetto, Dio è amore, o una cosa del genere. Comunque ha messo in contrapposizione 2 versetti che tra di loro, messi così, dice tu Dio è pazzo, no? O ha sbattuto la testa quando era piccolo e crescendo è diventato pazzo e è rimbambito di suo. No, il primo versetto è sempre valido, cioè noi meritiamo di morire sempre perché noi non abbiamo niente a che fare con Dio a causa del peccato che è nella nostra vita. Noi siamo separati da Dio, Lui è santo, noi per natura non ci siamo santi. La nostra fine giusta, secondo la legge giusta che ha proclamato Dio, è morire e andarcene tutti all'inferno. Perché questa breccia l'ha aperta Adamo, con la disubbidienza. Chiaro? Non vi illudete, non c'è merito in noi se siamo salvati. Noi, se Dio dovesse giudicarci senza la fede, senza la grazia che ci viene da Gesù, noi moriremmo. Ma io sono buono e vengo premiato come l'uomo più buono della terra, non un premio Nobel. Sapete quanti premi Nobel per la pace ha ricevuto l'Italia? Uno solo. Tanto per questo uomo che non so chi è, non ho letto, non ho neanche perso il tempo di vedere chi era. Questo uomo, lui da solo, che ha preso il premio Nobel della pace, lo stesso se ne va all'inferno. Non pensate che siccome ha il premio può presentare il premio a Gesù e dirci io ho preso il premio. Ok? Per i nostri non meriti noi andremo sempre all'inferno. Il giudizio di Dio su di noi è giusto e nessuno di noi si può lamentare. Cosa ci salva? Gesù che è sulla breccia. È Gesù sulla breccia davanti a noi o davanti all'ira di Dio, perché l'ira di Dio si è riversata su Gesù. Ma Gesù è Dio. Quindi, in questo senso, Dio ha sacrificato suo figlio, ma ha sacrificato se stesso. Ha fatto sì che tutta quell'ira, cioè
ammazzerai donne, uomini, bambini, giovani, animali, pecore, capre, tutto quello che era. Perfetto. Tutto questo è ricaduto su Gesù. Gesù è morto per far sì che quella legge fosse adempiuta definitivamente in Lui. Ok? Ancora noi meritiamo di morire, ma per quelli che siamo in Cristo siamo salvati. Per quelli che non sono in Cristo, che ancora devono essere salvati, Gesù è ancora sulla breccia. Perché ci sta dando tempo a quelle persone di convertirsi. Gesù è sempre sulla breccia per questo mondo, perché ricordatevi che Dio ha tanto amato il mondo, quindi è sulla breccia per impedire a questo mondo di cadere nelle mani del diavolo. Ma questo mondo deve accettare Gesù per essere salvato oltre questo mondo. Gesù è sulla breccia nella nostra vita e Gesù ci ha dato il potere di stare sulla breccia e impedire all'ira di Dio di colpire i nostri familiari, i nostri amici, chi ci sta accanto, con le nostre preghiere, con le nostre intercessioni. E ricordatevi che le brecce non le chiude Dio. Dio non può chiudere le brecce, tranne quelle che apre Lui. Lui le apre e Lui le chiude. Ha la facoltà di farlo, ma le brecce tocca a noi chiuderle. Tocca a noi stare sulla breccia, tocca a noi costruire le mura. Comodo è. E non possiamo pregare neanche, Signore, chiudi questa breccia. Non funziona così, non è così. Se no noi che ci facciamo stare qua? Che ci facciamo qua in questo mondo? Tocca a noi chiudere le brecce, chiedere a Dio di darci sapienza, intelligenza, scienza, doni, rivelazione per come chiudere le brecce. O per come aprirle anche le brecce celesti. Amen? Dunque, abbiamo letto Mosè, sì, 1 Cronache 14:10, allora Davide consultò Dio dicendo: devo io salire contro i Filistei? Me li darai tu nelle mani? L'Eterno gli rispose: sali, e io li darò nelle tue mani. Essi salirono a Baal Perashim, dove Davide li sconfisse e disse: Dio ha aperto per me, per mano mia, una breccia tra i miei nemici, come un varco aperto nelle acque. Per questo misero a quel luogo il nome di Baal Perashim, un nome complicato. I Filistei abbandonarono là i loro dei e Davide ordinò che fossero bruciati nel fuoco. Dunque Davide riconosce che Dio ha aperto una breccia nei suoi nemici per mano sua. Io per brevità ho letto fino a qua, ma visto che c'era la breccia aperta nei Filistei, Davide ne ha approfittato, ha riconosciuto che Dio aveva rotto il muro dei Filistei, aveva permesso di sconfiggerli e di farli scappare. Nei versetti successivi Davide se ne approfitta e continua a combatterli con efficacia. Tu puoi rompere le mura del nemico e puoi entrare e distruggere tutte le sue opere. Tu hai la capacità di distruggere le opere che il diavolo costruisce. L'unica cosa che ti viene chiesta è quella di collaborare con Dio. Non sei tu solo che vai. Non sei tu solo, no, tu da solo non puoi fare niente. Infatti Davide ci dice che Dio ha aperto una breccia per mano sua. Hanno collaborato insieme e Davide se ne è approfittato. Davide ne ha approfittato ed è andato contro i nemici e li ha vinti. Amen. Amen. Quindi approfitta delle brecce che Dio apre per mano tua, per mezzo della tua preghiera. Intervieni e metti a tacere il nemico. Amen. Continua. Quindi Davide ha obbedito a Dio, perché che cosa ha fatto? L'ha consultato, dice adesso vai, sono nelle tue mani. Isaia 58:11. L'Eterno ti guiderà nel continuo, sazierà la tua anima nei luoghi aridi e darà vigore alle tue ossa. Tu sarai come un giardino annaffiato, come una sorgente d'acqua, le cui acque non vengono meno. I tuoi riedificheranno le antiche rovine, e tu rialzerai le fondamenta di molte generazioni passate.
Così sarai chiamato riparatore di brecce, il restauratore dei sentieri, per abitare nel paese. Questo brano è bellissimo, ok, parla dei riparatori di brecce, di quelli che di noi, perché noi dobbiamo riparare le brecce e impedire al nemico di entrare nelle nostre vite, di impedire al nemico di toccare i nostri cari, di impedire al nemico di non farci essere persone in azioni. Noi possiamo impedire al nemico, ci possiamo mettere davanti alla breccia per non farla entrare, ma molto di più possiamo metterci davanti alla breccia per ripararla. Noi siamo riparatori di brecce. Ed è bello questo brano perché mette prima le promesse e poi i doveri. Ci dice prima cosa otterremo quando diventiamo riparatori di brecce e poi cosa dobbiamo fare. E dice così: benedizioni, guidati da Dio, rigogliosi nell'aridità, vigorosi, saremo come una sorgente d'acqua e la nostra generazione, cioè quelli che noi abbiamo chiamato a Cristo, diventeranno anche loro una generazione benedetta, una generazione di restauratori. Nella tua vita c'è benedizione come Mosè, che ha guardato alla benedizione, cioè che ha guardato al figlio che dovevano andare ad adorare e ritornare insieme. Ha visto la benedizione, non ha visto la maledizione, non ha visto lui il dovere solamente. Ha visto prima di tutto Abramo. Mosè, sbagliato. Abramo. Abramo. Amen. Poi ci sono i doveri: rialzare le fondamenta, riparare le brecce, restaurare le strade e riedificare le città. Mi voglio soffermare un attimino sul versetto 12. I tuoi riedificheranno le antiche rovine e tu rialzerai le fondamenta di molte generazioni passate. E mi sono fermato un attimino e mi sono accorto che dice che noi siamo chiamati a riedificare i danni che hanno fatto le nostre generazioni passate. Ora noi sappiamo che certe volte i nostri antenati hanno combinato danno nella loro vita e questo danno noi lo chiamiamo, tra virgolette, maledizioni generazionali, però in realtà ognuno di noi ha le sue maledizioni, non quelle delle generazioni passate. Ma è vero anche che alcuni comportamenti che hanno avuto i nostri antenati ricadono su di noi, non tanto per maledizione, ma per conseguenza. Ok? Una conseguenza, se, non lo so, io parlo, il mio trisnonno aveva 1 milione di euro e se li ha spesi tutti. Ora, dal mio bisnonno a quelli di prima stavano bene, dal mio bisnonno in poi siamo diventati poveri. È una conseguenza, io piango le conseguenze del mio bisnonno, che era scialacquone. Ok, quindi mettiamo il caso che il mio bisnonno aveva un castello, questo castello lui l'ha abbandonato e le mura sono iniziate a cadere, si sono create delle brecce. Io che cosa erediterò? Se i miei nonni e genitori non hanno messo mano alla cazzuola e alla cardarella, ok, io mi ritroverò un castello diroccato. Quindi è dovere nostro riedificare il danno dei nostri antenati e mi spingo anche un pochino più là a chiedere perdono per loro, per la conseguenza del loro peccato. Ok? Non che noi cambiamo la loro posizione nei cieli, ma noi c'è anche una testimonianza biblica, ve la voglio leggere, si trova in Daniele 9. Così fece la mia preghiera e confessione all'Eterno, il mio Dio, dicendo: O Signore Dio grande e tremendo, che conservi il tuo patto e la tua misericordia con quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Abbiamo peccato e abbiamo agito perversamente, siamo stati malvagi e ci siamo ribellati, allontanandoci dai tuoi comandamenti e dai tuoi decreti. Ora dico parla, ovvio che parla di se stesso, della sua generazione. No, perché poi continua e dice: non abbiamo ascoltato i profeti, i tuoi servi, che hanno parlato nel tuo nome ai nostri re, ai nostri capi, ai nostri padri e a tutto il popolo di Israele.
Quindi lui sta chiedendo perdono anche per i suoi antenati, non che i suoi antenati li possa salvare, per questa preghiera li potesse salvare, ma lui sta chiedendo perdono per questa generazione, per il danno che hanno fatto le antiche generazioni. Alcuni nostri peccati, seppur sono nostri peccati, in realtà vengono da una generazione passata. Ok? Quindi abbiamo bisogno di chiedere perdono anche per i loro peccati nella nostra vita, non che loro abbiano peccato per noi, perché il nostro peccato resta nostro. Figurate se il Signore dice a un coscienza, poverino, ha peccato suo papà, lui non c'entra niente. No, ma è come se fosse una malattia di generazione in generazione, se non viene curata passa all'altra generazione. Dice la malattia, ma non ci possiamo fare niente, è così. Quindi noi dobbiamo chiudere le brecce che i nostri antenati hanno aperto, e molti nostri problemi, se noi guardiamo indietro, vengono dai nostri antenati. Io vi posso dire che probabilmente molte nostre mentalità cattoliche, tra virgolette, sono un reflusso dei nostri antenati. E noi difficilmente ce ne possiamo sbarazzare, perché è come se fosse scritto nel nostro DNA, siamo cresciuti così, con questa mentalità, e quindi andremo avanti con questa mentalità. No, dobbiamo chiudere quelle brecce, dobbiamo chiudere, spezzare questa mentalità, perché Dio ci vuole restaurare, perché fino a quando eravamo nel mondo cattolico noi eravamo distrutti. Il nemico faceva quello che voleva, dimostrazione ne è il mondo come va. Non c'è bisogno di andare nel mondo, perché il mondo non è che sono tutti cattolici. In Italia, in Sicilia, a Vallelunga, a Villalba, il diavolo comunque fa quello che vuole. Io non capisco perché tutti pregano Tizia, la santa, perché per onorarla, ma perché non pregano il sindaco per sistemare le strade? No, è per modo di dire. Chi è in autorità? Uno che è morto non è in autorità. Ci siete? Noi siamo chiamati a riparare anche le brecce nella nostra vita, a chiudere le brecce antiche dei nostri antenati, ma non erano io lo so che i nostri antenati non l'hanno fatto apposta. Va bene, non erano cattivi quanto lo siamo noi. Va bene, per quanto noi pensiamo ai nostri nonni, bisnonni, e ci stringe il cuore pensare a loro, non l'hanno fatta apposta, va bene, ma lo stesso l'hanno aperte le brecce. Ora tocca a noi chiuderle. Avete presente che il diavolo sa dove ci deve toccare? L'altra volta vi disse che se uno mi presenta una sigaretta davanti, che mi interessa, non ci faccio caso. Perché? Perché i miei antenati probabilmente non fumavano e non mi hanno trasmesso questa cosa. La paura, per esempio, può essere invece qualcosa di trasmesso dagli antenati. Quindi io vivo di paura perché i miei genitori, i miei nonni, i miei bisnonni vivevano di paura. Ci siete? Quindi anche lì ci tocca chiudere quelle brecce, perché il nemico trova delle brecce aperte ed entra. Dice, ma non vuoi io, fuma nanno. Vabbè, chiude le brecce di tuo nonno, chiedi perdono per il danno che tuo nonno ha fatto nelle generazioni che sono venute dopo. Abituiamoci ad andare al Signore, a chiedere al Signore ogni cosa, a collaborare con Dio, a far sì che la nostra obbedienza apra le brecce celesti per far scendere nella nostra vita lo Spirito Santo, e a chiudere quelle che il diavolo trova per entrare e distruggere. Siamo chiamati riparatori di brecce in questo mondo, ma siamo chiamati ad aprire le brecce celesti per far scendere lo Spirito Santo. Amen. Ci vogliamo alzare allora, preghiamo? Vieni Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, muoviti in mezzo a noi, Signore, questa sera. Tu ci fai riparatori di brecce, Signore, in questo mondo dove le rovine sono abbondanti. E il lavoro è tanto, Signore, gli operai sono pochi. Chiama, Signore, i tuoi riparatori di brecce, chiama, Signore, il tuo popolo a ricostruire, a riedificare, a restaurare, a riportare a nuovo splendore. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù.
Manda su di noi l'unzione di riparatori, di restauratori, di costruttori. Manda, Signore, in noi l'unzione potente di riparatori di brecce, Signore. Vogliamo chiudere ogni breccia in cui il nemico ha trovato spazio per entrare. Chiudere le brecce, Signore. Nel nome di Gesù, vieni, Signore Dio. Stendi la tua mano, Signore. Ti vogliamo ringraziare perché tu hai mandato Gesù e l'hai messo su quella breccia aperta da Adamo. Grazie perché la tua ira, Signore, non si è riversata su di noi. Hai preferito farla riversare su tuo figlio. E da questa meravigliosa grazia ci hai potuto salvare. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Grazie, Gesù, perché tu hai preso su di te l'ira di quella breccia. Un giorno quella breccia sarà chiusa definitivamente per il tuo sangue. Vieni, Signore. Rendici persone che sanno ascoltare la tua voce. Rendici persone, Signore, che sanno stare davanti alle brecce. Rendici persone, Signore, che sanno fronteggiare le avversità, che sanno impedire al nemico di entrare. Ma come Davide noi vogliamo venire alla tua presenza, Signore. Come Davide noi vogliamo avere quel cuore amato da te, quel cuore potente, che cerca il tuo volto sempre, in continuazione, che chiede il tuo consiglio sempre e che è capace di aprire le brecce nelle mura del nemico. Questo vogliamo fare, Signore, vogliamo attaccare, non soltanto difendere, vogliamo andare contro il nemico e distruggere tutte le sue fortezze, tutte le sue altezze, tutte le sue profondità. Nel nome di Gesù Cristo noi vogliamo vincere per mano tua. Vieni, Spirito Santo, vieni, Signore. Facci ubbidienti alla tua voce. Metti in noi, Signore, quella fede operante, vera, che non sia soltanto credo, ma sia anche, tieni, Signore, quello che è più prezioso nella mia vita, lo do a te. Vogliamo vedere i cieli aperti, Signore, nella nostra vita. Vogliamo vedere gli angeli scendere, Signore, nella nostra vita. Vogliamo vedere lo Spirito Santo manifestarsi nella nostra vita. Vogliamo vedere la Chiesa ricolma di doni, Signore. Nel nome di Gesù, vieni, Spirito Santo. Che la nostra parola sia una parola tagliente, potente, tale, Signore, da toccare i cuori, da cambiarli. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Apri i cieli per noi, apri i cieli per la nostra fede, apri i cieli per la nostra obbedienza, apri i cieli. Vieni, Spirito Santo, apri i cieli sopra di noi, nel nome di Gesù. Stendi la tua mano, Signore. Oh, Shalara Kerayasna Saranai. Oh gloria a te, Signore Santo, Santo, Signore, sei degno, benedetto, Signore. Non vogliamo avere, Signore, cieli aperti occasionalmente, noi vogliamo avere cieli aperti sempre. Noi vogliamo che le tue promesse si realizzino nella nostra vita, che la tua promessa non sia soltanto qualcosa da conservare dentro di noi, ma che sia manifestata intorno a noi. Nel nome di Gesù, come hai promesso ad Abramo, un popolo numeroso, come la sabbia del cielo, come le stelle del cielo, come la sabbia del mare. Signore, manifesta le tue benedizioni, le tue promesse nella nostra vita, nel nome di Gesù. In questo momento, Signore, noi mettiamo davanti a te tutto ciò che ci è prezioso, tutto ciò che, Signore, per noi è il più importante, la cosa più importante, la mettiamo davanti a te, Signore, perché noi vogliamo fare la tua volontà, vogliamo morire noi stessi. Tutto ciò che è nel nostro cuore, Signore, la mettiamo davanti a te, è tua, Signore. Come Abramo ti offriamo questo figlio prediletto, come Abramo mettiamo su questo altare il nostro figlio prediletto. Lo mettiamo, Signore, davanti all'altare perché è tuo, Signore. Per questa obbedienza, Signore,
Apri una breccia nel cielo per noi. Apri una breccia nel cielo, Signore. Apri una breccia celeste, Signore, perché si manifesti la tua gloria. Apri una breccia nel cielo perché si manifesti la tua gloria nella nostra vita, Signore. Fallo ora nel nome di Gesù. Gloria a te, Signore, sei santo e benedetto. Oya Shiva Yasma Salara Kirande Smaishi. Ore Yasna Salara Kira Yen Lara Mayashi. Onda Sna Sana Herande Lara Mahire Vayashi.